Sono stabili le condizioni del paziente di Jesolo affetto da H1N1 e ricoverato all'ospedale dell'Angelo. È confermato il caso sospetto sul quale si erano svolti ieri gli accertamenti. Riguarda una signora di 91 anni dell'Interland Mestrino ricoverata nel reparto di malattie infettive. L'anziana non ha un quadro clinico critico. I sanitari seguono poi un terzo caso acclarato di H1N1, quello di un giovane paziente dello Sri Lanka ricoverato nei giorni scorsi in rianimazione e trasferito, ora che è migliorato, nel reparto di malattie infettive dell'ospedale civile di Venezia. Proseguono il trattamento antivirale perché il farmaco per curare l'H1N1 è l'oseltamivir, che ha sempre dato fin dal 2009 dei buoni risultati. Come si previene l'influenza, anche quella del virus H1N1? Il contagio avviene per via aerea e attraverso la stretta di mano, quindi quello che si raccomanda è un'accurata igiene personale delle mani, che non vale solo per forme influenzali, ma vale in genere per tutto ciò che si può naturalmente trasmettere. Evitare, se possibile, locali molto affollati, perché lo starnuto di per sé tende a determinare un passaggio delle goccioline nell'aria fino ad 1 metro. Quest'anno non si dovrebbero raggiungere picchi importanti della suina come accadde tra il 2009 e il 2011. La popolazione, dice il dottor Raise, non corre grandi pericoli a parte quello della comune influenza con febbre, mal di gola, raffreddore e a volte dolori intestinali. Mi sentirei di tranquillizzare la popolazione. Non c'è una particolare virulenza di questa forma influenzale, ci sono tutte le tecnologie a disposizione per la vita, i farmaci.